Adesso io passerei la parola a Claudio Cecotti, portavoce della nostra commissione, che vi dirà due parole a riguardo. Buonasera a tutti. La prima cosa che devo dire è questa: ogni anno Aurelio riesce a metterci in difficoltà, devo dire la verità, cioè ogni anno ci troviamo davanti a delle meridiane che fare una scelta fra una e l'altra con i voti è veramente una cosa difficile. Quest'anno io penso che va colto soprattutto un valore in queste meridiane, cioè il valore è questo: c'è un collegamento tra quella che è la vita delle famiglie di Aiello, come espresso da 3 meridiane, e la tradizione, la storia della gnomonica, dell'astronomia, qual è quella espressa dalla meridiana che è la copia del globo di Matelica, cioè è un ponte tra il passato e il presente che è veramente un modo per continuare una lunga storia che ci porta fino alle case nostre di oggi, delle nostre famiglie, del vissuto della popolazione di Aiello. Quindi devo dire una cosa, veramente sempre più si sentono le meridiane come espressione della vita di Aiello e di antiche tradizioni che risorgono attraverso queste meridiane. Girare per Aiello ormai è diventato come fare un percorso universitario nel mondo delle meridiane, basta solamente guardarsi in giro, e di questo dobbiamo ringraziare prima di tutto voi che avete scelto di decorare le vostre case con le meridiane, e poi dell'ideatore di questa iniziativa che è Aurelio Pantanali, per il quale veramente chiedo un applauso. Bene, grazie Claudio, ma c'è la collaborazione di tantissima gente per questa bella iniziativa culturale di Aiello, e in particolar modo anche per tutti quelli che lavorano dietro le quinte, quindi in cucina, al bar, chi ha montato il capannone, chi è andato a portare i manifesti, gli striscioni, insomma sembra di no, ma il lavoro è non poco, soprattutto oggi come oggi che ci sono molte regole da rispettare. Una bella sorpresa anche quest'anno, perché Valentina Macaro, che è l'autrice del primo premio, sono naturalmente delle opere uniche nel loro genere. Lei è una insegnante di merletti a Tombolo, fa parte della scuola della fondazione di Merletti di Gorizia. Il Circolo Navarca ben da 12 anni porta avanti un corso che dura tutto l'inverno, comincia in autunno e finisce alla fine di maggio. 25 sono le signore che ne fanno parte, ogni settimana si incontrano, e anche l'anno scorso abbiamo fatto una mostra con delle loro opere a merletto, bisogna dire proprio delle vere opere d'arte. Quest'anno sentiamo la nostra autrice del primo premio cosa ci dice in merito a quest'opera che ha preparato. Buonasera. Ringrazio Aurelio per la presentazione. Quest'anno mi sono ispirata con la mia opera all'anniversario del 40° anno dal terremoto. L'opera si compone di 2 strati, uno sotto, quello in legno, uno in legno, e sopra uno in plastica di colore blu che appunto simboleggia il Friuli. Questo doppio strato è nato appunto dall'idea della terra sotterranea appunto che tremò, e il Friuli sopra che dopo le rovine è risorto. Al di sopra troviamo i capoluoghi che sono stati realizzati a merletto. Ho cercato di mettere soprattutto quegli edifici che erano crollati. Purtroppo non l'ho potuto fare in tutti i capoluoghi perché
appunto il terremoto non ha colpito Trieste e Gorizia. Ho messo allora il campanile di Gemona, che appunto era crollato, la specola di Udine, il palazzo comunale di Pordenone, che indica proprio l'ora precisa in cui c'è stato il terremoto, il castello di Gorizia, che non era stato colpito, e il faro di Trieste e una piccola ancora per grado. Qui sopra c'è lo stemma, c'è l'aquila, no? Stemma del Friuli in giallo, e sopra ancora troviamo l'oscillazione appunto del terremoto. Qui poi è stato anche aggiunto il tagliamento. È un'opera che ho potuto realizzare con l'aiuto delle mie allieve di grado, che ringrazio, e con l'aiuto di Massimo Treu. Ecco, questa meridiana è appunto, come possiamo vedere, questo è un orologio sia solare, perché appunto abbiamo una meridiana che ci indica, grazie all'ognomone messo al di sopra delle lancette, ci indica l'ora solare, ma anche un orologio meccanico che potete vedere funzionando. Benissimo, come potete constatare l'opera è veramente preziosa, molto molto bella, e quindi abbiamo un orologio meccanico che unisce a un orologio solare. Aggiungo anche questo: come ben sapete il Circolo Navarca ha unito due distrazioni, che sono quella di Aiello e quella di Prato Carnico, e in particolar modo il paese di Pesaris, conosciuto non solo nella nostra regione ma anche fuori come il paese degli orologi. Quindi molte visite sotto l'aspetto turistico vengono fatte prima ad Aiello per vedere gli orologi a sole, e poi a Pesaris l'indomani, diverse scolaresche lo hanno fatto anche quest'anno, per andare a visitare il paese degli orologi meccanici. Nel nostro piccolo stand sotto il portico si può anche ritirare il pieghevole, appunto, con questa bella iniziativa che poi tra l'altro è tradotto in 3 lingue. Bene, allora abbiamo unito con questo bel premio sia una meridiana che funziona in verticale, posizionandola, orientandola perfettamente a sud, e quindi come orologio solare, e sia un orologio meccanico con le ore civili, quindi meglio di così non si poteva veramente fare. Allora, siamo arrivati, se si prepara la banda, no, con uno stacco musicale, perché vogliamo anche il vostro contributo, no? E io nominerò soltanto la meridiana che ha avuto più punti, che belle sono tutte e 4 le meridiane, tutte e 4. Chi ha partecipato naturalmente ha avuto modo di capire il valore artistico delle 4 meridiane che sono state realizzate nel loro insieme. Bene, allora la meridiana che ha vinto è quella con 38 punti e 48, è quella del Tabachin, la numero 2 di Aiello, ecco. Ed ecco qua la mamma di Alessandra Rossi, e abbiamo il gruppo del Troi de Memorie di San Mardentia di Tarcento. E allora un buon